Allora, a rischio aumento materia prima anche legno, quel legno di montagna? Allora, il legno manca, questa è una verità, ma non è una materia prima rara che si trova chissà dove, in qualche posto del mondo dove noi non abbiamo influenza, dove noi non possiamo decidere. Noi abbiamo tantissimi alberi, bisognerebbe essere più veloci nel preparare, tagliare questi alberi, ma soprattutto nell'avere a disposizione le cosiddette segherie, perché i tronchi di albero vengono poi tagliati, vengono caricati sui camion, vanno in Austria, vengono tagliati in Austria e ritornano dopo da noi, e questo evidentemente è anche un ulteriore freno, no? Perché tu hai un sistema che non è diciamo favorevole al fatto che ci siano, soprattutto in montagna, delle attività che sono poi connaturate al sistema montagna, come quello delle segherie. Ma perché? Perché abbiamo una stessa imposizione fiscale in pianura come in montagna, solo che in montagna hai più freddo, quindi hai più bisogno di riscaldamento, hai dei tempi di percorrenza infiniti, non ci sono abbastanza infrastrutture. Quando si vuole fare magari qualche infrastruttura, alcuna parte della popolazione protesta perché dice che non si possono fare, magari non sono neanche del posto ma vengono da fuori, per cui è una situazione complessissima che ha come risultato che tu non riesci a creare nuova impresa, neanche a mantenere quella vecchia, e così i giovani vanno via. E difatti l'area del bellunese, come le aree delle montagne nostre, sono aree con uno spopolamento, però ci sono altre aree di montagna, a cominciare dall'Alto Adige per arrivare in Austria e in Svizzera, che sono invece aree che si popolano, no? E quindi uno dice: ma perché non imitiamo quello che fanno gli altri? Visto che non bisogna scoprire l'acqua calda, impariamo dagli altri, basterebbe fare un piccolo confronto. Quindi morale qual è? Che purtroppo c'è questo risultato, e quindi il bene finale, il bene lavorato, rischia poi dopo di costare di più, perché evidentemente costa di più la materia prima. Però ecco, piange il cuore notare come purtroppo non ci sia una programmazione. Io come Fiera ho sempre detto, visto che noi ci occupiamo di sviluppo economico del territorio e a noi sta a cuore che ci siano tante imprese sane che vengano in fiera, noi siamo i paladini delle cosiddette esenzioni fiscali, che funzionano benissimo per esempio per il settore delle ristrutturazioni immobiliari di cui parlavamo poco fa. Ebbene, restrizioni invece, esenzioni fiscali, incentivi fiscali che vadano a vantaggio non tanto di un settore produttivo ma piuttosto di un'area geografica, cosa che è possibile fare anche in base alle normative, nel rispetto delle normative europee sulla libera concorrenza. Quindi si può fare molto di più. Attualmente la risposta è: purtroppo ci sono degli ammanchi di materia prima, come per esempio, ma non solo il legno, perché poi qua stiamo parlando di mobili che sono fatti con tanti altri materiali, come dicevo poco fa, di tecnologie avanzatissime nel settore per esempio del risparmio dell'energia. Quindi chi deve fare anche un po' una spesa o qualcosa è meglio che colga questa opportunità. Sicuramente questa è un'opportunità ottima, sicuramente. Il Green Pass è una soluzione fittizia per risolvere un vero problema, però ben venga se possiamo tornare alla normalità, anche se non ci credo, Roberto. Certo, nessuno di noi credo che sia così felice di dover portarsi in tasca sul cellulare, che speriamo non si spenga o non perda la batteria al momento buono, questo Green Pass. Però se questo è il sistema per tornare alla normalità, perché altri non ce ne sono, e quindi piuttosto ecco, è meglio tornare alla normalità il prima possibile. Ecco. Assolutamente sì. Allora, l'altra questione, appunto, abbiamo detto esposizione di arredamento per la casa, tra l'altro anche letti, armadi, accessori e tutto, ma anche eventi collaterali, no? Beh, gli eventi collaterali sono tanti, sono eventi di approfondimento su come si fanno gli arredi, su quelli che sono i vantaggi di alcuni materiali piuttosto che altri, ma mi permetto di citare poi il settore delle stoffe. Abbiamo la CITA, che è un'organizzazione degli artigiani che si occupano dei tessuti e delle stoffe, che sarà presente, e sono un po' l'anima quest'anno su quelli che stanno facendo più interventi, più convegni, più approfondimenti, e fra l'altro verrà dato l'annuncio di stoffe che servono per arredare la gondola, che ormai per noi è diventata famosa, che noi abbiamo dentro nei locali di Longarone Fiere, come simbolo di questa grande storia, di questo legame culturale, storico, economico fra l'area delle Dolomiti e l'area della laguna di Venezia, della città di Venezia. L'abbiamo ripetuto questo, abbiamo parlato. Questa gondola che abbiamo, fra l'altro, è attualmente la più antica che c'è in Europa. Ce n'è solo una più antica, ha più di 100 anni, una ancora un po' più antica è però a New York, quindi non è accessibile facilmente.
facilmente. Mentre invece la nostra è lì. Come avete fatto ad averla? Beh, perché noi abbiamo un rapporto con Arzanà, che è un'associazione di cittadini che da soli, con i loro mezzi, raccolgono in giro per la laguna, ma anche in giro per il mondo, imbarcazioni che altrimenti andrebbero al macero, diciamo, andrebbero distrutte, rovinate, perse, e quindi invece che marcire queste imbarcazioni vengono raccolte, portate a Venezia, lavorate in questo cantiere che si Arzanà dal veneziano vuol dire arsenale, e quindi c'è questo gruppo di cittadini veneziani che senza alcun aiuto pubblico, ahimè, ci vorrebbe una forse maggiore sensibilità delle istituzioni pubbliche locali, fanno questa azione benemerita, diciamo, di proprio civica, di salvare questo patrimonio importante. Quindi questa gondola ha fatto anche il Felze, molto bello, per cui se venite, ce l'avevano a volte. Esatto, la potete vedere. Il Felze era la chiamiamola, no, la protezione, la casetta sopra la gondola dove gli ospiti potevano andare coperti dal freddo, dalla pioggia, dalle intemperie, anche appartarsi ovviamente, per cui era come una carrozza, la carrozza della laguna, esatto, invece delle ruote sotto lo scafo della gondola. E quindi sì, è un esempio molto bello di questo legame storico, culturale ed economico fra l'artigianato. Anche ancora oggi, per esempio, quella gondola lì è stata fatta da un cantiere, il cantiere dei Casal, che a Venezia, ma che in realtà era una famiglia dello Zoldano, e quindi dimostra anche di questo trasferimento di risorse umane, di capitale umano dalla montagna a Venezia, ma anche a volte da Venezia alla montagna. Ma era legno di montagna quello utilizzato per le gondole? Assolutamente, assolutamente. Noi adesso abbiamo anche un po' sempre di più incentivato l'utilizzo del legno che risulta dalla tempesta Vaia, comunque sempre legno che viene dalle Dolomiti, e a seconda del tipo di legno può essere per esempio l'abete, perché le gondole sono soprattutto fatte fondo e fianchi con legno d'abete. Poi si è utilizzato dopo anche il compensato, ma ci sono delle parti in rovere, il costolame, la parte fuori, la parte che viene fatta in larice, poi ci sono i remi, che anche quelli sono fatti soprattutto in faggio, le forcole che sono fatte col carpino o carpino, a seconda di come lo si vuole pronunciare, che fra l'altro c'è un bellissimo percorso che ti fa vedere tutti questi tipi di legname, partendo proprio da Zoldo e andando verso il rifugio, c'è un rifugio lì sopra, adesso mi sfugge in questo momento, Amnesia, il rifugio lì vicino a Zoldo, bellissimo, c'è questo percorso che ti fa imparare, conoscere tutti i vari tipi di arbusti, di legname, di alberi che ci sono. Quindi questo può essere anche una bellissima idea, un suggerimento. Vedevo quindi arredo casa, arredo bagno anche. Bagno in legno. Esatto, che anche questo è un altro aspetto importante, perché insomma, non dimentichiamo che oltre che il legno essere bello, è accogliente, essere caldo, il legno è un grande isolante, e quindi noi dobbiamo tenere presente che abbiamo un obiettivo enorme che ci dà l'Europa, che ci danno gli stati che formano l'Europa, quello di arrivare a zero emissioni di anidride carbonica nel 2050, e stiamo parlando di un termine lontano in apparenza, ma togliere via la produzione di energia carbonica, per esempio quando si crea energia, l'anidride carbonica, è un problema eliminarla, no? Come un problema è eliminare il fatto che hai bisogno del riscaldamento, soprattutto se è una casa che è poco isolata, e quindi è una sfida che durerà per decenni, ma che deve arrivare appunto a migliorare sempre di più la possibilità di utilizzare il meno possibile di energia, per esempio per il riscaldamento, di energia da fossile, che è quella che dopo produce l'anidride carbonica, no? Questo è un altro problema. È un altro problema, e d'altra parte noi come Fiera anche teniamo conto di questi programmi europei, perché questi programmi europei poi ci sono dei finanziamenti importanti. Questo è un altro noi abbiamo vinto adesso 2 finanziamenti europei importanti, e noi siamo ben felici perché anche cresciamo non solo per i soldi, ma per il tipo di servizio che diamo alle imprese. Parliamo anche di bilanci. Sono un Veneto doc e credo che Longarone sia veramente l'espressione di alta capacità imprenditoriale, visto le manifestazioni numerose che fa, grazie anche all'attività del Presidente, che vedo molto attivo anche nei racconti. Beh, ringrazio molto di questo complimento questo spettatore, lo ringrazio molto. Effettivamente ci stiamo tutti insieme dando da fare, tutti i soci della Longarone Fiera, tutte le persone che stanno
stanno intorno. Ci vuole un po' di coraggio in questo periodo di ottimismo, perché effettivamente il settore delle fiere è stato massacrato da Covid, perché anche il settore turistico, ma mentre il settore turistico ha avuto un calo, mettiamo sul 70%, noi l'abbiamo avuto del 100%. Ma voi vi siete ripresi, perché vedevo i bilanci sono tornati in attivo, no? Noi siamo riusciti a portare, non so quante fiere in Italia, però noi abbiamo portato il bilancio in attivo, perché abbiamo saputo utilizzare bene e velocemente tutti i finanziamenti previsti dallo Stato, che erano abbastanza importanti per far fronte alle perdite che avevamo avuto, e abbiamo anche abbiamo avuto una collaborazione con il Comune, la provincia di Belluno, il Comune di Longarone, la Regione del Veneto, e poi abbiamo avuto questi finanziamenti europei, i quali finanziamenti però non è che finiscono nel corso di un anno, sono progetti che durano. Il LIFE che abbiamo vinto, che è un progetto per il dopo Vaia, che cosa fare nelle zone che sono state devastate da Vaia, piantare altri alberi di nuovo, che tipo di alberi, oppure fare culture che economicamente sono più redditizie, proprio per riattirare popolazione nelle aree di montagna. Infatti partecipa a questo progetto anche l'azienda Rigoni di Asiago, che è un'azienda importante delle zone di montagna, e che forse verrà anche alla MIG, cioè alla Fiera del Gelato, perché certo, la Fiera del Gelato la apriamo ad altri settori, pasticceria, l'ideale per i golosi, la Fiera del Gelato, cioccolateria, pasticceria, ovviamente il gelato e il caffè, quindi adesso ci stiamo buttando molto anche su cioccolateria e pasticceria. Ecco qua, per me Longarone è la Fiera del Gelato, anche se so che fanno tante belle altre manifestazioni. Comunque ci sarà il gelato anche quest'anno in presenza, grazie. Sì, ovviamente come si dice, no? In fiera tu impegni tutti e 5 i tuoi sensi, mentre invece il virtuale, ahimè, è solamente l'udito e la vista, e quindi il gelato non si può certo gustare. Ricordiamo a Longarone, quando c'è la MIG, adesso che verrà più avanti, anzi ricordiamo un po' le date, perché è importante, dal 28 novembre all'1 dicembre. È un sabato, no? Il 28 novembre, sabato. C'è anche la slide. Esatto, praticamente la fiera del gelato, la fiera MIG, si chiama Mostra Internazionale del Gelato perché è altamente internazionale, sarà molto green quest'anno, sarà tutta buttata sul appunto risparmio anche degli imballaggi, nelle materie che si utilizzano per dopo anche trasportare il gelato, sarà tutta buttata, e anche i macchinari, che per esempio avremo i rappresentanti dalla Germania, dei lender che danno le consulenze ai nostri, per esempio, che vanno a lavorare in Germania, su come utilizzare tutti i contributi pubblici per aprire una gelateria e comprare dei macchinari sempre più puliti, che fanno sempre meno, diciamo, danni all'ambiente, sia nella fase della produzione che dopo nello smaltimento. Quindi è una fiera molto green, che sarà in presenza e sarà dal 28 appunto, che è una domenica di novembre, fino all'1 di dicembre. Con possibilità di assaggiare gelati, avete anche assolutamente, assolutamente. Sarà un po' suddivisa la parte per operatori, per le imprese, da quella proprio per coloro che vogliono degustare. Ci sarà la possibilità di dividere i flussi, anche questo per impedire che uno danneggi l'altro, cioè che i consumatori danneggi l'operatore, ma l'operatore anche impedisca di poter godere Ci sarà una parte di un padiglione che facciamo insieme con la Regione del Veneto, che sarà dedicata proprio al gelato artigianale, che verrà proprio offerto anche al visitatore che vuole appunto venire a trovarci, e sono dei gelati, guardate, che sono talmente buoni, perché io devo dire che ha ragione quello spettatore, anche a me la storia del gelato è effettivamente quella che più, diciamo, mi attrae, mi colpisce, essendo abbastanza ghiotto. Mamma mia, a questa ora. Allora interrompiamo un attimo, non andiamo a mangiare il gelato, non ce l'abbiamo, però guardiamo la pubblicità, quindi ci vediamo tra poco.